che l'idea di Gattuso sia di schierare Mertens comunque prima punta, falso 9 o punta reale. Che noi soffriremo molto perché col Napoli, che giocherà con un 4-3-3, perché giocherà con 4-3-3, tu lo sai come gioca Gattuso, che gioca con tutti dietro la linea della palla. Sì, vabbè, Luca, ma tu c'hai in mente troppo il Gattuso dell'anno scorso. O il Gattuso del Milan, ecco. Il Napoli di quest'anno, o forse quello del Milan. Il Napoli di quest'anno è molto meno difensivo. È vero. Perché io non sono sicurissimo che lui ceda e ritorni al 4-3-3. Tu come la pensi? No, infatti non ne sarei così convinta. Amici bellini, io non mi voglio atteggiare, non mi vorrei atteggiare, però vi consiglio di scaricare OneFootball, che comunque vi dà la formazione ufficiale prima di tutti gli altri, ma se non ve la danno loro, voi se ascoltate a me durante la settimana non sbagliate mai, altro che 433 Sky, la Gazzetta, il Corriere, il Mattino, gli altri YouTube, no, 4-2-3-1, inequivocabile. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like immediatamente per il fatto che avevo indovinato il modulo e iscrivetevi al canale Telegram così non vi perdete la notifica della live che chissà magari diventerà subitissimo, subito dopo la partita. Ma vai, adesso. Dai cazzo! Ok, quindi è sbagliatissimo anche Lozano sottopunta e Politano che sta giocando a fianco a Mertens. Maledetti disgraziati. Poi si cambiano, si intercambiano, lo vedremo, ma è Politano. Bravo Baca, bravo Fabian, bravo Insigne, quasi. Manolas. Bravo Fabian. Dai. Lo vedete che fanno impostare Manolas? Perché sanno che non è buono. Bravo Politano. Maronna mia, oh, che mazz. Ciucchi dietro Hernandez, questa è una chiave. Però recupera. Maronna mia Meret. No. Maronna Dai, ma come si fa ad ammonire su una cosa del genere? Quello prende il pallone. Questo non può essere d'ammonizione. Dai, almeno Dio benedica Adani. Maronna mia. Il cross di Teo Hernandez, il colpo di testa di Ibrahimovic, proprio perfetto, perfettissimo. E non è colpa neanche di nessuno, ve lo dico prima, un cross perfetto, un colpo di testa perfetto. Non potevi intervenire Meret, non potevi intervenire Koulibaly. Mannaggia. Dai, Lozzi. Tira a porta. Dai ragazzi, subito la reazione. La spinta da dietro. Ammonizione e fallo, niente. Dai, Mertens. Bravo! No! Guarda là nell'angolo lì. Mamma mia, che miracolo. E che cazzo? E Di Lorenzo, no! Dai, questo è il forcing. Altro fallo di che sì, che sarebbe stata la seconda ammonizione. Dai, Lozano. Bravo, Lozzi, dai. Siamo spuntati al centro dell'area di rigore, ovviamente. Bravissimo Teo Hernandez, la dà Ibra che lascia lì. Bravissimo! Dai, Poli! Oh! È giusto, questa è l'unica soluzione che abbiamo. Mettila. No, Maronna mia, l'ultimo passaggio. Dai, approfitta! Questo è il terzo fallo che si doveva essere ammonito una volta, ammonito la seconda volta. Questo è l'unico che gli hanno chiamato. La diglia di Frankessia. Oh, ma io giusto per segnarmele le cose. Si gioca Mario Rui! E uno ti fa tanto per difendere, ma mamma rucarmene. Bravo Mario Rui, sta scivolata tutto a posto. Allora io se adesso vi dico che deve uscire Insigne per Petagna in questo momento, perché è l'unico che sta giocando peggio degli altri, voi mi lasciate un like, vi iscrivete al canale, oppure Insigne segna poi nel secondo tempo? Vabbè, mamma mia, Bakayoko quanto è enorme. Lozzate, scurtato pallone. Bravo Baca. No, non puoi chiamare sempre fallo a Bakayoko. Dai, spallata regolare, basta. Il solito gomito, guarda là. Io posso capire che tu quando ti alzi ti devi dare lo slancio, ma il gomito in faccia è un classico di Ibrahimovic. Io lo adoro Ibrahimovic, ma questa è una sua signature move. Mamma mia, proprio con tutta la forza, con la Kazim.
Non si può lasciare in campo una cosa del genere. Non si può lasciare in campo. Cioè, tu hai ammonito Bakayoko e qua niente, nemmeno fallo. Mamma mia, Fabian, schifo, schifo. Poi la alza per Ibra. Maronna mia, maronna mia, maronna mia, maronna mia, o contropiede, o contropiede. O contropiede, o contropiede. Solo noi, l'inizio 10 minuti, solo noi, contropiede. Qua Di Lorenzo, questa è leziosità, È leziosità di Di Lorenzo, con questo petto, che significa? Devi ammonire! Insigne malissimo, basta! Non c'è oggi, non c'è! Dai, 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 un grosso buono, dai! Mertens! Sì! Sì! Sì, dai, andiamo, andiamo! Amore! Amore! Di Lorenzo, ma che scelta è? Ecco qua, ammonizione ed espulsione! Bravissimo, perché è un arbitro tutto d'un pezzo e lui sa che deve ammonire, perché questa c'è l'ammonizione, ma quella di prima non c'era. E chiudiamola la partita, perché il Napoli la stava recuperando. Siete dei bastardi. Mamma mia, Fabian, basta. Petagna, petagnone, che cazzo, ci ha tirato un gol. Adesso è arrivata l'ammonizione a che sì, dopo 50 partite, 50 falli. Devi ammonire qua. Devi ammonire qua! Ed ero già ammonito! Certo, e non lo commette perché non lo chiama. Non è che non può commettere fallo, basta che si mette davanti e a lui non lo chiama. Ecco qua Meret, benissimo, per coronare una prestazione su cui ho dei dubbi, sinceramente, e vai così. Ah, una parata, vabbè. No, io ho dei dubbi seri, sia sul primo gol, sia sul colpo di testa di Ibrahimovic, sia su quell'altro che secondo me poteva buttarsi e prendere il cross direttamente. Dai, 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 Petagnone, cazzo! Cazzo! Va bene, meglio così perché altrimenti gli ultimi 2 minuti c'era quell'ansia. Oh, vuoi vedere che possiamo pareggiarla? No, chiudiamola così perché è giusto, è più giusto così. Niente, ma anche nemmeno per lo sfizio, che comunque ma tira sempre un gol, è finita, dai, non ci illudete con questo forcing finale. Basta. Iscrivetevi al canale perché io non credo, io non lo so. Forza Napoli sempre. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.